mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. Beh, le fonti di ispirazione sono tante, insomma, basta guardarsi attorno e ci sono ancora migliaia di canzoni che non sono state scritte, o guardarsi dentro, o guardare quello che capita. Si può parlare di un argomento 100 volte e non scrivere mai la stessa canzone, per cui il piacere di comunicare evidentemente c'è. I vecchi gabbiani e io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non... Beh, i ruoli convivono perché in realtà sono due facce della stessa medaglia, cioè a me piace raccontare qualcosa a qualcuno, mi piace mostrare che la vita è spettacolare, poetica, divertente, ricca di contenuti. Questo naturalmente lo faccio principalmente con la canzone, che è il mio territorio abituale. Poi 7 volte l'ho fatto con dei libri, scrivendo, e più recentemente l'ho fatto anche attraverso il modo più immediato e veloce, che è quello della televisione, che è un mezzo divertente. Se riesci a essere tu a cambiare il luogo nel quale vai e non essere cambiato dalla televisione, puoi fare delle buone cose. Qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare. Successi facili ci sono sempre stati, in fondo anch'io ho fatto un album che non vendette nulla, poi sono andato a Sanremo con Contessa nell'80 e un giorno dopo ero famoso e tutti mi cercavano. Poi ho avuto la fortuna, forse anche il talento di mantenere questo tipo di successo, per cui il problema non è come uno raggiunge il successo, lo si raggiunge in tanti modi, vincendo un Sanremo, vincendo un reality, facendo una canzone che piace al primo colpo o al 10° colpo. Il problema è come lo mantieni il successo, quindi i reality hanno il pericolo che l'eccessivo entusiasmo di base poi generi una stanchezza perché parte un altro reality con altre persone, insomma. Per cui starà poi a questi ragazzi dimostrare attraverso gli anni che avevano delle cose da dire. Ma verso sera Per quanto riguarda la letteratura, ovviamente i paragoni sono impietosi, insomma, però il mio scrittore preferito è Simenon, che è uno scrittore molto attuale, profondo, di grande ritmo, che si legge d'un fiato ma si rilegge con molta attenzione. Mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, e non viene mai nessuno. Ce n'è abbastanza, non tantissimo, perché poi credo che le pulsioni degli esseri umani siano simili in tutte le parti del mondo. Forse di italiano c'è l'entusiasmo della comunicazione e un pochino di spirito di appartenenza a una terra da difendere, perché poi all'estero noi italiani siamo poco considerati e gli italiani che vanno all'estero in qualche modo contribuiscono a creare questo equivoco, perché con tutto l'affetto, ma se all'estero ci va Arbore che canta Funiculi Funiculà, non arriveremo mai a capire che cos'è quello che succede nella musica italiana. Insomma, in Italia c'è gente che fa heavy metal, gente che fa punk, cantautori, cioè siamo un universo molto complesso. Quindi l'amarezza è che quando vai all'estero invece gli italiani vengono raffigurati in un certo modo. Credo che accada lo stesso ai Sepultura, che sono brasiliani, e tutti si aspettano UGG e invece i Sepultura fanno altro genere musicale. Questo vento agita anche. Questa è FVG Tube TV, io sono Enrico Ruggeri, buon lavoro, ciao!